possono bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Lo diamo con il numero 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, che quel intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E io scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Lo diamo con l'ultima che è 591. 591. Fa che io venga al tuo fiume, Signor. Fa che io beva al tuo fiume, Signor. Fa che io viva al tuo fiume, Signor. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Fa che io venga al tuo fiume, Signor. Fa che io beva al tuo fiume, Signor. Fa che io viva al tuo fiume, Signor. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Amém? Fa che io beba del tuo fiume, Signore. Prima volta che ho sentito questo inno. Amém? Io volevo invitare il fratello Michel per fare una preghiera. E dopo il fratello Michel, volevo chiamare anche la sorella Nemes per dare una parola. Amém? E così avanti andiamo con culto. Fratello Michel, vi farò una preghiera. Alziamo in piedi in reverenza a Dio. Che Lui sia ispirato dallo Spirito Santo per portare una preghiera per noi. Amém? Pace a tutti. La preghiera è Sì, per noi, per la Chiesa, anche per te. ok, va bene. Buono, fratelli, preghiamo al Signore per la vita e per l'opportunità che ci dà di poter stare qua. Amen. Signore Dio, prima di tutto, Signore, ringraziarti, Signore, per questo giorno, Dio. Per questo giorno, Dio,
dove noi possiamo stare davanti da te, dove noi possiamo e abbiamo l'opportunità di sentire tu voce, la tua parola, Dio, e di poter aprire il nostro cuore, Signore. Tu sai la necessità che noi abbiamo da te, Signore. Signor, preghiamo Dio per nostri fratelli, nostre sorelle, Dio, che stanno a casa, Dio. E per noi che stiamo qua, Dio, noi abbiamo disposto il nostro cuore, Dio, a venire a sentire tu voce, a parlare al nostro cuore, Signore. Grazie, Dio, per tutti noi, Dio, per la nostra famiglia, per il nostro lavoro, per il posto che tu ci dai, Dio, a noi. Grazie, Signore. E oggi, Dio, pues, noi vogliamo, Dio, disponere il nostro cuore a te. Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto nella nostra vita, per lo che tu, Dio, farai, Dio mio. Tutto, Dio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Volevo invitare la sorella Nemesis per dare una parola che possiamo essere riempiti dalla presenza dello Spirito Santo. Amém? Prego. E prima volevo dire che il pastore non c'è perché è ancora in Portogallo. Amém? Preghiamo anche per lui dopo, che lui possa essere lì riempito della parola di Dio e porta a noi dopo le esperienze che lui ha ricevuto lì, perché la esperienza uno degli altri, come si dice, conforta il nostro cuore. Amém? Pace a tutti. Ringrazio molto questa opportunità che Dio ci ha dato per parlare un po' di tutto quello che Lui vuole per noi. Amen. E così possiamo aprire le nostre Bibbie in Geremia. Scusami perché l'italiano ancora è un po' difficile per me, però Geremia capitolo 1, versetto 18. Un versetto molto conosciuto, però promessa grande di parte di Dio, alleluia. Ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Gloria a Dio. Solo leggere questa parola, fratelli, possiamo sentire quel coraggiamento che Dio vuole dare questa mattina. Quando mi hanno detto si poteva portare una parola piccola per fare una piccola riflessione, io subito Dio mi ha messo nel pensiero questo versetto, questo che abbiamo letto, perché Dio sta facendo un chiamato molto forte alla Chiesa. Dio sta facendo un chiamato forte a noi, che siamo il suo popolo, per alzarci come Dio veramente ci ha fatto. Perché noi siamo fatti come una colonna di ferro, dice la parola. Non siamo qualsiasi popolo. Dice la parola che siamo principi, re, sacerdoti.
E noi siamo fatti di questo proprio. Dice che siamo una colonna, non qualsiasi colonna. Dice anche, abbiamo letto anche come è questa colonna che Dio vuole che noi facciamo. Dio ha fatto già questo nella nostra vita. Allora noi come ci sentiamo? È questo. Dio ha fatto già, Dio ha dato già. Io so che qui ci sono tanti Geremie. Questa parola Dio l'ha dato a Geremia quando ha fatto il chiamato. Ma Dio sta facendo un chiamato alla Chiesa di oggi. Perché questo mondo è un descontrollo completamente. Possiamo guardare piccole cose fuori e possiamo notare, lo Spirito Santo fa vedere a noi com'è questo mondo adesso. Il Geremia dell'epoca siamo noi. Il Geremia di oggi siamo noi. E questa parola che Dio ha lasciato è anche per noi, che possiamo veramente essere quello che Dio ha fatto già nella nostra vita. Come dico di nuovo, io ho pensato subito in questa parola ieri, ma Dio mi ha portato in un'altra parola. Dio mi ha portato a, come posso dire, a rinforzare questo, perché Dio fa un chiamato alla Chiesa. Dio ha dato già lo Spirito Santo a noi. Siamo già riempiti dello Spirito Santo, anche ci sono tanti che purtroppo siamo come un sogno, no? Ma Dio vuole svegliare la sua Chiesa. Dio vuole fare un di più, perché noi siamo la sale di questo mondo. Quello che ha bisogno questo mondo siamo noi. E Dio vuole che noi ci alziamo così, come questa colonna di ferro, come una cosa forte. Per che cosa? Io l'ho detto al Signore, io so che tu stai parlando a me, ma io ho detto al Signore, prima la mia casa, a cominciare dalla mia casa. Io credo che questo chiamato che Dio fa alla Chiesa devi cominciare nella tua casa, nella tua città. Devi cominciare per la tua città. Tu sei quel muro che sostiene la tua città, la tua casa. Non è solo per te questa parola, è per la tua famiglia, è per i tuoi figli. Non è solo per, come posso dire, non è solo per svegliarmi a me, è per svegliare a tutti. Perché sennò che cosa succede quando una colonna viene sottoterra? Tutto va via, tutto viene distrutto. Ma Dio non vuole distruggere. Dio non vuole distruggere, per questo Dio ci parla prima. Noi dobbiamo essere figli obbedienti, obbedire quello che Dio ha detto, quello che Dio ha stabilito già per noi. Ma io voglio che voi mi accompagnaste a leggere quella parola che Dio mi ha portato ieri. Al libro dei Lamentazioni, scusami, capitolo 2, capitolo 2, versetto 5 e 7. Il Signore è divenuto come un nemico. Ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti, i gemiti. Versetto 7. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha destetato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano ai nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Io ho pianto ieri quando ho letto questo, quando Dio mi ha portato qui, perché sta parlando della sua casa, del suo popolo. Sta parlando a noi, fratelli.
Dio parla. Dio ci ha alzato come una colonna. Ma se noi non vogliamo essere quella colonna, ci sono delle conseguenze. Non dobbiamo aspettare. Dice il versetto 5 che Dio diventa come un nemico, ma non è il nostro nemico. Dio non vuole fare nessun male a noi. Nello stesso libro di Geremia dice che i pensieri di Dio per noi ci sono pensieri di buono, di benedizione, pensieri di vita. La sua parola dice che ha dato vita e vita in abbondanza, non qualsiasi vita. Ma noi cosa dobbiamo scegliere? Pensiamo tanto in cosa dobbiamo fare. Se prendiamo questo serio, se lo prendiamo così, se lo prendiamo un po', non tanto serio, perché sennò come mi vedranno fuori? Dio ci parla e se noi non vogliamo ascoltare, ci sono delle conseguenze. E questo è il pericolo. È questo. Guardate il versetto 7. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, il nostro altare, la nostra preghiera. Come la prende Dio? Come arriva la nostra preghiera a Lui? Come? Come arriva? La città ha consegnato all'nemico. Ha portato già le chiavi. E se voi leggete tutto il capitolo 2 di Lamentazioni, potete vedere che hanno fatto di tutto lì al suo popolo. Le porte, dice che le porte sono per terra, sono distrutte, l'nemico è entrato, ha usurpato, hanno preso i nostri figli. Perché lasciamo che l'nemico prenda i nostri figli? Quando noi siamo questa colonna di ferro che sostiene tutta quella la nostra città. Perché lasciamo che questo succeda? Perché non vogliamo prendere tutto questo in serio. Io vado una domenica, la prossima non vado, magari. Io voglio, mi piace, però una responsabilità così. Dio ci parla in tempo. Dio ci parla in tempo. Se noi non vogliamo, ci sono delle conseguenze. Ci sono delle conseguenze. Dice la parola che dopo i lamenti, non lo so come dire in italiano, il crujir de dientes. E non è bello quando arriva Dio a farci vedere, perché Dio c'è un proposito per ognuno di noi. Se noi vogliamo arrivare al proposito per il consiglio buono, gloria a Dio, arriviamo lì. Ma se non vogliamo arrivare al proposito in questa forma, Dio ti porterà al proposito di un'altra forma. E non è bello. Non è bello. Dio non è il nostro nemico. Ma quando arriva la prova ci pensiamo. Ma la stessa parola dice, diventa come se fosse il nemico. Ma non è. Non è. Io solo posso dire che, come Dio ha dato la parola a Geremia, mettiti bene il cinto, mettiti bene in quella scelta che hai fatto, è la giusta. Essere qui questo giorno è lo giusto che hai fatto. Comincia a pensare non solo per te, sino per la tua città. Dio alza sempre una persona prima. Nella tua famiglia magari sei solo te, Dio vuole fare qualcosa, cominciando da te. Allora, Dio ti ha fatto una colonna di ferro. Pensa in questo. Non sei qualsiasi. Non siamo qualsiasi. E Dio parla in tempo giusto. Non dobbiamo aspettare che le conseguenze arrivino. Non dobbiamo aspettare, fratelli. Voleva lasciare questo consiglio, voleva lasciare questo versetto, gloria a Dio. Io voglio fare una preghiera. Posso? Chiudiamo i nostri occhi. Facciamo una preghiera piccola.
ringraziando a Dio per quello che già ha dato a noi, per quello che Lui ha fatto già in noi, per quello che siamo diventato in Lui. Grazie, Signore, perché Tu sei buono, Tu sei grande, Signore. I Tuoi benefici con noi ci sono tanti, ma noi non capiamo tante volte, Signore, tutto quello che Tu vuoi fare nella nostra vita. Tutto quello che Tu vuoi fare per la nostra città, per i nostri figli, per tutta la nostra città, Signore. Non capiamo tante volte, Signore, tutto quel pensiero di buono che Tu ce l'hai per noi. Oh, Signore, fai capire, Signore. Fai capire, Signore, a ognuno di noi il bisogno grande che c'è in questo mondo per Te, Signore. Perché senza di Te fuori è un caos, Signore. C'è solo distruzione. E noi siamo quello, Signore, che possiamo restaurare qualcosa. Usa, Signore, il Tuo popolo. In il nome potente di Gesù. Amen. Pace a tutti. Che possiamo essere una colonna di ferro nelle nostre case, nel nostro lavoro e anche nella Chiesa, amen? Perché vogliando o non vogliando, gli altri guardano noi e prendono in noi un riferimento, amen? Che possiamo pregare e anche fare quelli che preghiamo, perché sappiamo tutti che c'è troppa gente che predica a Dio, però non vive in Dio. Amém? Que nostro cuore possa essere sempre em Jesus Cristo e nosso pensiero sempre em Lui. Tutta la lode, tutta l'adorazione somente a Dio. Amém? Volevo invitare il fratello Jonathan, che lui porta anche una parola a noi. Amém? Tutta la lode, tutta l'adorazione soltanto a Dio. Dio è un Dio buono, però quando sbagliamo sembra che Lui è cattivo, ma non è cattivo, è perché il nostro sbaglio porta noi lontano da Lui. E la parola di Dio dice che lo Spirito Santo è come si dice, è come un bambino. Te scaccia via Lui com i suoi peccati, ma Lui tra pouco avvicina da noi. É sempre o Espírito Santo que porta a parola de arrependimento, amém? Que não, como se diz, como não possiamo, como se diz, entristecer o Espírito Santo de Dio. Perché senza lo Espírito Santo de Dio não vediamo la glória de Dio, amém? Que o Espírito Santo de Dio sia com nós. Eu parlo sempre perché já ho avuto tanta esperienza, já ho conosciuto tanta chiesa, sono andato in tanta chiesa, che sembra che quando la chiesa non c'è Spirito Santo, perché quando parla delle chiese qua, nella Bibbia, dice che alcuna chiesa era fredda, predicavano la parola di Dio, ma la chiesa era fredda. E Dio hoje chiama noi a tornare ai primo amore, amém? A bruciare i cuori, a sentire la presenza dello Spirito Santo, perché è per Lui e con Lui e para Lui tutta la lode, amém? Che possiamo essere riferimenti a quelli che sono fuori, che la nostra faccia brilha con lo Spirito Santo di Dio, che possiamo essere diverso, che possiamo essere persona che porta le parole di benedizione e non di maledizione, perché la parola c'è potere. Amém? Fratello Jonathan?
Dio vi benedica a tutti. Pace al Signore. Grazie al Signore per questa mattina che ci ha dato, molto benedetta. Abbiamo ricevuto già una parte, è stata molto forte questa parola da quando parla Geremia del santuario che siamo in nostro Signore. Parla forte a essere in santità. A volte prendiamo le cose a giro del Signore, ma il Signore sa come attirarci l'attenzione a ciascuno di noi. Quindi, come ha detto il fratello, dice la parola anche che Lui e per Lui sono tutte le cose che capitano al nostro intorno. Voglio leggere insieme a voi, Chiesa, e nella parola leggiamo un salmo che descrive una protezione, una preghiera di una protezione, Salmo 59. Salmo 59. È una richiesta che Davide descrive al Signore di protezione per i suoi nemici, che era in quel tempo che lui era perseguitato da Saul. La parola dice così: liberami dai miei nemici, o Dio mio, metti al sicuro in alto, lontano da quelli che si levano contro di me. Liberami dagli operatori di iniquità e salvami dagli uomini sanguinari, perché ecco essi mi tendono a quanti uomini potenti si radunano contro di me, senza che vi sia, o eterno, colpa o peccato da parte mia. Benché non vi sia alcun fallo in me, essi corrono e si preparano d'estati per me. Mirmi in aiuto e vedi, perché tu, o eterno, Dio degli eserciti, Dio di Israele, risvegliati per punire tutte le nazioni, non fare grazia a alcuno di quelli che operano perfettamente. Essi ritornano alla sera, ululano come cani e si aggirano per la città. Ecco, vomitano insulti dalla loro bocca, hanno delle spade sulle loro labbra e dicono: chi ci ascolta? Ma tu, o Eterno, riderai di loro, ti farai beffe di tutte le nazioni. O mia forza, a te guarderò, perché Dio è la mia fortezza, il mio Dio mi verrà incontro della sua benignità, mi farà vedere ai suoi nemici quello che desidero. Non ucciderli, perché il mio popolo non dimentichi, per la tua potenza falli andare badando e stabile, o Eterno nostro scudo, per il peccato della loro bocca e per le parole della loro labbra, siano presi dell'ascio del loro orgoglio, a motivo maledizione e menzogne che proferiscono, anniettali nella tua ira, annietta e non siano più, e sappiano che Dio regna in Giove e fino ai confini della terra. Alla sera essi ritornano, utulano come cani e aggirano per la città, vanno in cerca di cibo e se non trovano da sfarsi, passando la notte lamentandosi, ma io celebro la tua potenza e al mattino loderò alla voce della tua benignità, perché tu sei stato per una fortezza e un rifugio del mio avversarità. O mia forza, a te io canterò di lode, perché tu, o Dio, sei la mia fortezza, Dio che mi usa benignità. Amen. Questa è una preghiera che fa Davide, come ripeto, mi faceva ripetere, apro un parentesi, ciascuno di noi abbiamo storie nel Signore. Io ho una testimonianza che mi fa riflettere su questa preghiera di protezione che il Signore, che Davide ha fatto. Più o meno nel 2014
sapete, magari non tutti mi conoscono, io sono del Salvador, di là c'era cioè praticamente c'era una guerra tra le gruppi delle bande, fra le eserciti, e in quel tempo cominciavano a guadagnare territorio questi gruppi e sono arrivati alla zona in cui abitavamo noi. Sono arrivati lì a un punto di che sono arrivati almeno 15 a casa nostra, 15 più o meno a casa nostra, e hanno preso perché volevano più che altro ai giovani per fare che appartenessero al gruppo di loro. Quindi sono arrivata a casa mia e hanno preso la mia famiglia e volevano me più che altro, perché essendo giovane, quindi volevano me. Quindi mi hanno portato fuori da casa e hanno cominciato a colpirmi, a picchiarmi, e alla fine volevano anche uccidermi perché quelli erano un po' fuori di testa, erano drogati, avevano un fucile e volevano spararmi nella gamba. In quel momento in cui cioè, sentivo una cosa non normale, perché avevo già, praticamente mi sentivo che avevo perso tutto in quel momento, perché dicevo ormai è finita qua. Ho cominciato a pregare: Signore, attraverso di un mio zio che faceva il pastore e mi ha fatto conoscere Gesù Cristo, ho sentito soltanto e mi sono consegnato al Signore in quel momento. Ho detto: Signore, se fai uscire di questo qua, io ti servirò. In quel momento, senza saperlo, che il Dio in cui serviamo è potente per fare ogni cosa, Lui ha cominciato a smuovere le nuvole del cielo e il Signore ha fatto una opera grande in quel giorno, perché nonostante quello che avevo, già ero ferito, mi avevano colpito tanto, ho visto il cielo e ha cominciato a piovere e loro si sono allontanati di casa, avevano picchiato anche parte della mia famiglia. E lo che non sapevano è che da quel momento che hanno fatto quella cosa, il Signore ha cominciato una opera. E ben sia bene o male, a Dio è sempre la gloria, perché quando il Signore fa le cose, ora posso rendere questo e posso dire che il Signore è potente, perché al giorno di oggi, dove il Signore mi ha portato, io guardo indietro. Un consiglio anche per voi: di non dimenticare le cose che il Signore fa, di fare un ricordo di ciò che il Signore ha fatto. A me mi ha liberato il Signore di quella cosa, mi ha reso salvo, e ora, come dice la sorella, appartiene a noi, la parola che lei ha letto appartiene a noi a continuare. Quindi io ringrazio il Signore per questo che ha fatto nella mia vita. Ora anche la mia famiglia, la mamma sta facendo un sforzo anche per sommetterci al Signore, perché non è agli uomini né anche alla Chiesa che dobbiamo sommetterci, è alla parola del Signore, è a Lui la gloria. E ora posso ringraziare il Signore per tutto ciò che ha fatto, perché guardo dietro e guardo oggi tutto quello che ho, non ho parole, ho quel ricordo dietro, ma è più grande, è più grande la gioia, la forza che ho per continuare, nonostante le cose, le circostanze che possiamo avere, perché Davide qua parla di una preghiera di protezione. Non possiamo fare degli occhi che non possiamo vedere, perché Davide qua parla essendo un scelto del Signore, che lui era perseguitato da Saulo, da tanti nemici che a lui lo circondavano. Immaginate al tempo di oggi, se la parola viene a noi, tutte queste cose che Davide ha attraversato. Quindi noi siamo scelti, siamo quella roccia, abbiamo stabilito la nostra casa che è Gesù Cristo. Allora abbiamo tribolazione, perché Gesù Cristo ci ha avvertito di queste cose: in questo mondo avrete tribolazione, ha detto lui, ma rimanete calmi perché io ho vinto il mondo. Ricordiamoci che Gesù Cristo è venuto 100% uomo, 100% figlio di Dio. Quindi lui ci ha dato un esempio come essere umano, che possiamo vincere le cose. Poi più avanti
già anche ho avvertito attraverso di Paolo, anche a Timoteo, che le ha detto di stare attento con lui stesso, a Timoteo, perché già è aumentata la responsabilità, perché la responsabilità siamo noi che l'abbiamo. Non appartiene al nostro vicino, non appartiene al pastore, non appartiene alle persone che magari mettiamo no, perché io non vado in chiesa come dice la sorella, perché quello mi sta sullo stomaco, perché quello non mi sta simpatico. No, appartiene a noi, perché possiamo vedere i frutti delle nostre case. La nostra casa continua essendo salda nel Signore, perché noi ci abbiamo consegnato al Signore. Quindi c'è un riflesso quando uno è ubbidiente al Signore. Tutte le cose camminano in gloria, in obbedienza al Signore, e possiamo sgridare all'inferno che siamo stabili nel Signore. È questo che l'nemico non vuole. E questo è lo che il Signore mi faceva riflettere. Un'altra cosa, quelli che sono là, che nel Salvador, quelli gangster, che ora sono già incarcerati tutti quanti, vi dico una cosa, hanno fatto tanto male al paese. Io ho sentito diversi fratelli anche qua che hanno detto no, il presidente sta facendo questo, sta mettendo le persone innocenti in carcere. Io rido, sapete perché? Perché io ho attraversato la situazione là, e quelli che parlano sono quelli che si trovavano qua là. La situazione non hanno attraversato. Una persona con esperienza è più adatta a dare un consiglio che una che non ha attraversata l'esperienza. E una cosa che gioisco anche, perché loro, essendo lì incarcerati, arrivano anche i pastori a predicare la parola. C'è un settore che non possono entrare perché quelli erano troppo pericolosi, sono messi da parte. Però quelli che lasciano entrare i pastori che predicano la parola, tanti di loro si sono convertiti. E quindi se te sei egoista perché se soltanto te ti senti salvo, allora non è questo l'Evangelo che stiamo vivendo. Perché dico questo? Perché loro hanno fatto tanto male al paese, a tante famiglie hanno ucciso, a tanti, anche i bimbi hanno ucciso loro, e perché arrivasse la salvezza a loro, il Signore ha permesso tutte queste cose, che prendessero a loro e portassero in carcere perché loro fossero salvi. Non è questa la grazia che noi viviamo in Gesù Cristo? Che hanno fatto tanto. Se io arrivo là e mi dicono guarda, ricordate tutto ciò che hanno fatto loro, io questo, se io ho il rancore, se io ho il cuore amareggiato per tutto ciò che loro mi hanno fatto, ammazzo a tutti quanti. E per questa è l'umanità che noi abbiamo. Ma invece quando veniamo a Gesù Cristo, quando Lui ci libera di queste cose, possiamo dire è allo stesso Dio che loro hanno accettato, che io ho accettato, perché non sono innocente per ciò che hanno fatto loro, perché erano ciechi loro in quel momento. Ora sono liberati di quelle cose come siamo stati noi. Che questa preghiera mi ha fatto ricordare in quel momento, perché dico, cioè abbiamo tutte queste cose, abbiamo le risorse da parte di Dio se noi camminiamo in obbedienza. E mi fa riflettere tutto questo. Chi siamo noi per non perdonare le persone? Te puoi perdonare il tuo fratello avendo quel rancore nel tuo cuore, ma Gesù Cristo, già il Signore lo ha perdonato già. Quindi non siamo, cioè non esiste questo di essere egoisti con noi stessi, con i nostri fratelli. La grazia ci basta per tutti quanti. Magari ora siamo tutti qua, siamo arrivati tutti qua con i nostri problemi, pensandoci andiamo in chiesa a sentire un messaggio, ma il Signore ci sta parlando che siamo noi a prendere questa responsabilità a casa nostra. E siamo arrivati qua e magari neanche abbiamo salutato i nostri fratelli. Come io sono entrato, non ho salutato prima il mio fratello che è al mio fianco. Come possiamo dimostrare l'amore? Come possiamo entrare là sin rendere ringraziamento al Signore e non amare il nostro prossimo? Come possiamo dimostrare questa gioia, questa pace, questa libertà nel Signore? Come possiamo fare queste cose?
c'è qualcosa che non va. E che il Signore ci sta parlando, ci ha avverte prima per poter essere d'esempio. Che non è facile, però non abbiamo un'altra strada. È questo che ci ha toccato. Quindi te sei Geremia e Davide, Saulo, a lui è la gloria. Che Saulo è stato un strumento utile per la sua opera. Quindi bene o male dobbiamo camminare. Non tutti quanti siamo uguali, ma apparteniamo a uno stesso Dio. Non guardare i tuoi difetti, i difetti degli altri. Guarda Gesù Cristo che ha fatto. Guarda l'esempio di Lui. E abbiamo a Lui soltanto. Quindi io su questo riflettevo, su questa preghiera, e rendo grazie al Signore per tutto ciò che ha fatto. Mi ha portato qua, ho conosciuto voi, ho avuto tante benedizioni da parte di Dio che sono tante benedizioni, la nostra salute, sono tante. C'è una lode che dice da un peccatore, una lode che dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo era ciego, mas ahora veo. Su gracia me enseñó a temer. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvò. Questa lode è stata scritta da un converso. Immaginate tutto in ciò che possiamo riflettere noi che siamo credenti. Lui l'ha scritto essendo un converso. Lui sentiva che c'era uno superiore per salvarlo. Si titola così: sublime grazia, che a un peccatore ha salvato. chi può fermare questa grazia? Nessuno ci può fermare, ragazzi, fratelli, amici. Se continua e saldi nella parola. Che Dio vi benedica. Sublime grazia. Amém? Chi ha scritto questa lode c'è una storia bellissima indietro. Alcuni di voi conoscetevi? Chi ha fatto questo? Amém? È una storia bellissima. Che lui ha fatto tante cose, però alla fine hai convertito a Dio e ha rivolto la tua vita a predicare l'Evangelio dopo. È stato come Saulo che dopo è diventato Paolo. Ha fatto tanto casino che dopo ha conosciuto il vero Dio, ha predicato la parola firme, saldo, non si desviando a destra né a sinistra. Come ha detto Paolo, io ho fatto più di tutti, ma lui voleva dire, o dovevo fare più di tutti, perché ho fatto più male che gli altri. Amém? Volevo invitare la sorella Nemes per cantare inno di lode, così facciamo la colletta e dopo facciamo la preghiera per i bambini andare in classe felice. Amém? Volevo invitare il fratello Misha per fare la colletta. Puoi venire a fare la colletta per piacere? E il fratello Rick, puoi fare anche coi post, per favore? Sì? Bambini, dobbiamo approfittare che abbiamo talenti. Alleluia. No, mamma mia, che bambini più belli. Facciamo la preghiera.
Signore, ringraziamo tutto quello che abbiamo fatto fino qui, Signore. Siamo davanti a te di nuovo per chiederti per questa offerta che i miei fratelli hanno portato. Signore, riceve, Signore, con gioia, Signore, come un profumo agradabile la tua presenza, Signore. Benedice ogni famiglia, Signore, moltiplica al 100 per 1. In nome di Gesù, amen. Vivente, no, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, lo sento dentro me. Son certo che egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò. Io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, Dio è vivente. No, non è morto, dentro me, son certo che egli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia allora sarà. Canterò, griderò, alleluia. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Dio farà grandi cose con i nostri bambini, amen. Gloria a Dio. Volevo invitare la sorella Paola per fare la preghiera per i bambini, così loro vanno in classe felici, amém? La sorella Lu pela professoressa oggi. Amém. Que lei possa insegnare la nostra coluna, che loro più tardi saranno la coluna della Chiesa, la parola di Dio, amém? Aspettate bambini, aspettate che la nonna Paola fa la preghiera per voi, amém? È la nonna di tutti noi, una serva di Dio Altissimo, amém? Saluta tudo com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome e te agradecemos, Senhor, pela vida dessas crianças, Senhor. Que elas possam crescer na tua presença e dar frutos, Senhor. Que elas não venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E que o teu nome, Senhor, que é sobre todo nome, seja glorificado em sua vida. E que tua vontade prevaleça na vida de cada uma, Senhor. Que tu possa dar saúde e livramento, Senhor, que elas possam ter uma semana de bênção, de paz. E que elas possam entender e compreender, Senhor, tudo aquilo que elas vão aprender na classe, Senhor. E que guardem em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
oggi porterò la parola finale a voi. Io voglio chiedere a voi, fratelli, che enquanto parlerò qua davanti, che i miei fratelli rimane a chiedere dallo Spirito Santo che la mia parola sia benedita, amém? Perché io lo so il peso che è essere qua davanti a parlare per gli altri, perché io sarò giudicato della parola che uscirà dalla mia bocca. Io volevo chiedere ai fratelli che rimanete in spirito, chiedendo allo Spirito Santo che la mia parola esce soltanto parola di benedizione, che le mie parole non diventano tropeço per voi, amém? E chiedo anche a Dio che le mie parole, anche se vengono nei miei pensieri parole diverse, faça come lui ha fatto a Balaamo, prima di uscire parola sbagliata dalla mia bocca, che esce soltanto la parola che Dio vuole. Scusa, io piango perché io sento la gloria di Dio. Dio ha parlato fortissimo in questa mattina e vuoi parlare ancora, amém? Amém? Volevo che i fratelli aprisse la Bibbia em Êxodo 32, capítulo 32, versículo 1 fino a versículo 4. Amém? Ora parleremo del popolo scelto dal Dio. Loro avevano la terra promessa. Amém? E noi che siamo enxertados em Jesus Cristo, abbiamo la promessa dei cielo. Amém? Chi vuole arrivare in cielo? Amém, aleluia. Leggiamo. Se potete mettere qua nello schermo, così i fratelli che non hanno la Bibbia possano leggere. Ma i fratelli che non ce l'hanno una Bibbia, io invito a comprare una Bibbia, perché la Bibbia è la spada contro il mondo invisibile, amém? Perché ora siamo qua carnali, ma ci sono le potestà intorno a noi. E la Bibbia è la spada di Dio che possiamo lottare in questo mondo che noi agli occhi nudi non vediamo, ma nello spirito vediamo. Amém? Amém. Êxodo capítulo 32, dal versículo 1 fino ao versículo 4. Êxodo 32, dal versículo 1 fino ao versículo 4. Or, il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno a Aarone e gli disse: Or, su, faccia un Dio che vada davanti a noi, perché quanto Mosè, l'uomo che ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, non sappiamo cosa sia venuto di lui. E Aarone rispose a loro: Staccate gli anelli di oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, delle vostre figlie e degli a vostri figli e portatemeli. E così tutto il popolo staccò gli anelli di loro che aveva ai loro orecchi e li portò a Aarone.
e il quale li prese delle loro mani e dopo averlo modellato con il secello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero: Israele, questo è il tuo Dio che te ha fatto uscire dai paesi dell'Egitto. Amém? Qua, fratelli, vediamo che loro avevano la promessa della terra che manava latte e miele. Amém? E, nonostante un momento di dubbio, perché Mosè era sul monte 40 giorni, loro già volevano un altro Dio. Volevano tornare dove eravamo, nell'Egitto, come schiavi. E dice la parola di Dio che quando loro erano lì, i popoli ebrei crescevano tanti che il faraone ha fatto un decreto che tutti i figli maschi fino a 2 anni dovevano essere buttati nel rio Nilo, nel fiume Nilo. Amém? Conoscete questa storia? E Dio levanta un uomo, alza un uomo, perché la preghiera dei popoli di Israele sia arrivata fino al cielo. E Dio si è ricordato della promessa che ha fatto a Abraamo, Isacco e Giacobbe. E lui alza in mezzo a quella turbulenza lì il Mosè. E la parola di dice che la sua madre, con la paura di perdere il suo bambino, ha fatto un cestello e ha messo betume sul cestello, ha messo questi Mosè dentro di quelli canestro di giunchi e ha messo sul fiume, sul rio Nilo. E lui andava, la sua sorella guardava lui da lontano. E così è arrivato. E la parola di Dio dice che la figlia di Faraone usciva per fare il suo bagno. Hai visto quel cestello? E quando è aperto, visto che era un figlio di ebrei, e lei ha avuto compassione di quel bambino e ha preso lui e ha fatto crescere nel palazzo. E lui è diventato un principe dell'Egitto, ma sapendo che la tua radice era dei figli di ebrei. Lui serviva nel suo cuore il Dio Altissimo. Amém? E la parola racconta che quando lui ha visto che un egiziano picchiava un ebreo, lui ha avuto la rabbia e ha ucciso quello egiziano. Amém? Dobbiamo avere attenzione con la rabbia, perché la rabbia si fa tante cose sbagliate. Amém? E lui fugge e va, ora non trovo qua, ma lui vai lontano e lui era lì a pascolare le pecore. Ha detto che lui si è stabilito, ora non trovo il nome della città qua. Madian, sì, nel paese di Madian. Grazie, perché ho scritto qua, però già sono perso, parlo quelli che conosco, amém? E lui era lì a pascolare le pecore nel paese di Madian e lui vedeva che c'era un arberino che prendeva fuoco e non si consumava. E lui, curioso, è guardato quell'arberino che non si consumava. Quando lui è avvicinato, è uscita una parola dicendo così: togli le scarpe di tuo piede,
perché la terra che tu pisa è santa. E lui ha detto, senti, te devi andare a liberare il mio popolo, perché le sue lamentazioni è arrivato a me, e io ho promesso a Abramo, a Isacco e Giacobbe, che io porterò il mio popolo una terra che mana latte e miele. Amém? E lui arriva, prende con sé il tuo fratello, come si chiama il suo fratello? Arão. E loro vanno a parlare con il faraone per liberare il suo popolo. E dice la parola di Dio che Dio ha, come si dice, ha congelato il cuore di faraone per non fare uscire il suo popolo. Ma c'è un'altra versione che Dio ha fatto così per provare a Israele che solo lui è Dio. E la 10 pestilência parla così. Amém? Io leggo ora. Le 10 pestilência. Il Mosè è arrivato da Faraone, e Faraone non ha voluto che fare uscire il popolo, e lui si è alzato il suo cajado, no? Sì. E ha detto, se non mi lascia il popolo andare, verrà sotto voi una piaga, una pestilência. La prima piaga, le acque del Nilo trasformato in sangue. Era un confronto diretto con il Dio dell'Egitto. Questi colpisce il Nilo. 2. Invasione di rani, colpisce requete, dea rana della fertilità. 3. Zanzare opidoque, colpisce Gebi, Dio della terra. La polvere diventa insetti. 4. Mosche veloze, velenose, colpisce Capri, Dio associato agli insetti e a rinascita. 5. Morti di bestiame, colpisce Ator, dea vaca, Aps, touro sacro. 6. Úlcere, pústole, colpisce Sechemet, dea della guarigione e dea della malattia. 7. Gradini e fogo, colpisce Nut, cielo, Exu, aria. 8. Locuste, colpisce il Dio Sete, Dio della tempesta e del disordine. 9. Tenebre, colpisce il Dio Ra, il Dio Sole. 10ª piaga e ultima, morte dei primogeniti. Perché io penso così, se loro hanno ucciso i bambini, anche Dio doveva fare qualcosa, no? Ma però colpisce Faraone, considerato il Dio Ra. Amém? Qua era per dire a Israele, io sono il tuo Dio, perché loro è rimasto lì 430 anni, dice la parola di Dio, e loro già avevano con sé questi dei, non lo davano soltanto ai Dio, e Dio voleva mostrare a loro che solo Dio è Dio. Dio non divide la sua gloria con nessuno. Amém? E se te, magari, é qua in chiesa e stai pensando lá fora, é melhor essere lá fora. Se te sei qua dentro, è perché Dio ha portato te qua e Lui ora vede il tuo cuore e vede se te sei qua veramente per Lui. Amém? E dice la parola
que quando sono usciti dall'Egitto, loro hanno portato con sé anelli, vasi di oro, vasi di prata, animali, ha portato tutto quello che avevano lì. E Dio ha colocato nei cuori di loro che offrivano tutto a loro. E loro hanno uscito con abbastanza soldini, diciamo, abbastanza bestiame, con tutto. E quando loro hanno uscito, quando erano lì in mezzo al deserto, Faraò si è arrepentito, grazie, manca le parole, se era in portoghese era più facile, potevo giocare, ma qua è difficile. E dice la parola che Faraò ha portato il suo esercito a prendere il popolo di Israele. E loro sono arrivati lì vicino al mare Mar Rosso, amém? E non c'era via di uscita. Si tornavano indietro, beccavano i faraoni. Si andavano avanti, c'era il Mar Rosso. E Mosè ha pregato a Dio. E lì loro già cominciavano, era meglio essere nell'Egitto, era meglio essere picchiato per gli egiziani. E sempre lamentando. Ma Dio, come è Dio misericordioso, ha usato Mosè un'altra volta e lui si è alzato la mano, il Mar Rosso si è aperto. E la parola di Dio dice che il mare si è seccato e non è rimasto nemmeno un fango per loro passare. E c'era una colonna di acqua di qua e una colonna di acqua di qua. E il povo ebreo è passato diritto. E quando sono uscito dall'altra parte, l'esercito di Faraò è venuto indietro. Quando Mosè ha abbassato la mano, le acque si chiuderono e è uscito tutti l'esercito di Faraò. Lì Dio voleva dire, da ora in poi non tornarete più ai vostri dei, ai tuo passato. Da ora in poi ho messo un mare davanti, a voi e un mare davanti all'Egitto. Amém? Era lì un prenuncio che Dio diceva, dovete credere soltanto a me da ora in poi. Amém? E dopo 3 giorni nel deserto, quando junto a Mara, visto che le sue acque erano amare, il popolo murmurò. Hanno visto le 10 piaghe, hanno visto il Mar Morto essere aperto. Dopo 3 giorni, quando non avevano acqua da bere, hanno murmurato. Ti rendi conto? Hanno visto tutte queste cose. Se noi eravamo lì, visto queste cose, murmureremo? Forse sì, è vero? È vero. E dopo 3 giorni hanno murmurato, perché quando arrivato lì, le acque erano amare, perché e per questo c'è un nome Mara. E dice la parola di Dio che Mosè getta un pezzo di legno e sara le acque. Amém? E loro cominciano a bere l'acqua. E dopo loro cominciano a lamentar-se ancora. E il Signore manda il manà. Il manà era una cosa incredibile. Arrivava la mattina e te poteva prendere
quelli que avete bisogno. Se prendeva di più, si guastava. Se prendeva di meno, mangiava uguale. Amém? E anche Dio ha mandato le cordonisi, carne inviata, quando estava arrivando il tramonto. Loro volevano mangiare carne, Dio ha mandato anche la carne. Amém? Guarda come Dio è. Guarda que Dio, como Dio é zeloso. Amém? Lamentiamo, mas Dio prende cura di noi. La maggior parte qua siamo immigranti, ma guarda quanto Dio è fatto per noi. Mantém noi qua in una terra longínqua. Amém? E mi ha fatto ricordare ora che c'era uno che era fedele a Dio. Era abbastanza fedele a Dio. E lui e i suoi fratelli è venduto lui come schiavo. E lui è andato nell'Egitto come schiavo. Ma come lui era fedele a Dio, Dio ha fatto lui diventare sotto i faraoni la potenza maggiore. E chi era questo? José. E la parola di Dio dice che quando il popolo uscivano dall'Egitto, lui aveva detto 300 anni prima: Dio porterà voi alla terra promessa, e le mie ossi saranno qua. Ma quando uscitevi di qua, portate le mie ossi e portami nella terra promessa. E così si è fatto. Quando Mosè è uscito di lì, lui si è ricordato di quella e ha preso il osso di lui e ha portato lì nella terra promessa. Se te puoi anche morire, ma le tue ossa Dio porterà nella terra promessa. Amém? Alleluia. Glória a Dio. E loro hanno fatto qua. Quando Mosè era stato sul monte 40 giorni, loro hanno fatto un vitello di oro. Hanno dimenticato tutto ciò che Dio ha fatto nel deserto per loro. E loro hanno fatto così un vitello di oro. E Dio dell'Egitto non hanno fatto una cosa nuova, e hanno fatto una cosa vecchia, perché lì loro adoravano il Dio mucca, no? Il Dio boi. Loro hanno fatto questi per adorare. E la parola di dice così: O Israele, questo è il tuo Dio che ha fatto uscire del paese dell'Egitto. Guarda qua. Hanno portato le cose che ha fatto Dio a un Dio di oro, di poveri, di terra. Amém? Dio ha tolto loro dall'Egitto e loro volevano tornare lì. E tutto che Dio ha fatto, lì ho dato, e loro hanno dato la loro hanno dato la gloria a un Dio estraneo. Amém? Que nós possiamo dare sempre la lode a un Dio vero, perché il nostro Dio è il Dio del Dio del Dio. Lui è a honra, a glória. Amém? Io mi ricordo ora che quando ero bambino, io vedo, já estou encerrando, amém? Io mi ricordo che quando ero bambino, vedo la mia bambina hoje a cantare qua davanti. A me mi piaceva un sacco cantare davanti. Io ero piccolino e loro sempre mi davano l'opportunità per cantare. Io venivo qua davanti alla chiesa, avevo 6, 5, 6, 7 anni, non mi ricordo, ma ero piccolino. Io venivo qua davanti e cantavo. Bla bla bla. E tu, quando finiva il culto, e meu pai era sempre stato dirigente da chiesa, andava, quando finiva il culto, andava da meu pai e disse:
mi dà delle monetine per comprare le caramelle, e lui mi dava. E così fu. E ho messo una cosa sbagliata che sempre che cantavo davanti, dopo potevo andare da lui e chiedere i soldini che lui mi dava. Ossia, ho messo i soldini davanti la lode a Dio. E un giorno ero qua davanti, ho cominciato a cantare, ma nei pensieri, dopo chiederò i soldini a mio padre, lui mi darà. E quando ho cominciato a cantare, ho sbagliato. E la chiesa si è cominciata a ridere. Ma quando sbaglia un bambino, noi ridiamo, ma è per, come si dice, è un sorriso di gentilezza, no? Io ho preso quello lì, ho buttato il microfono e ho detto, mai più. Quando sarò davanti alla chiesa, loderò soltanto a Dio. Da quando ero bambino. E tutte le volte che sono qua, io piango perché Dio è buono. Dio è buono. Amém? E daquela época ali em poi, sempre quando vengo qua davanti, io vengo per adorare a Dio. Alleluia. Ho vissuto tante cose in Brasile, ho vissuto tante cose in Italia, tante cose che Dio mi ha promesso. Quando ero lì, meu padre andava in una chiesa, tutti gli anni lui era in una chiesa diversa. E tutte le chiese che andavo, sempre Dio usava qualcuno e diceva, senti, Dio ti userà, Dio ti porterà a parlare della sua parola. E tante volte ho fatto come il popolo di Israele, dimenticavo le parole di Dio, dimenticavo le promesse di Dio e andavo alle altre parti, ma per la misericordia di Dio, Lui mi riportò alla sua presenza. Amen. Li ringrazio anche la mia moglie, perché lei ha avuto un po' di pazienza con me. Lo ringrazio i pastori, perché io lo so che lui è un scelto da Dio e che il pastore è venuto qua prima per il mio ritorno in chiesa. Dio ha usato a lui per farmi ritornare in chiesa. Un giorno racconterò a voi questa storia. Amen? Lui è un scelto da Dio. Dobbiamo aiutare i pastori, perché io sono cresciuto in una casa dei pastori e lo so il peso che è essere davanti a una chiesa. Lo so quanto loro piangono. A volte è così, ma dentro il cuore piange per me, piange per voi. Lo sa perché? Perché loro sanno il peso che è portare la parola di Dio, portare la parola di arrependimento. Amen? Che possiamo essere un popolo unito. Amen? Portiamo la parola, aiutiamo i pastori, aiutiamo il nostro líder di giovani ricchi. Amen? Perché a volte sbagliamo qua davanti, ma nel nostro cuore dobbiamo essere sempre pieni di Dio. Amém? Non siamo perfetti. Sbagliamo ora, sbaglieremo dopo, ma per la misericordia di Dio arriveremo al cielo. Amém? Che possiamo aiutare uno agli altri. Io sono cresciuto in chiesa, ripeto, io ho visto tante chiese quando un fratello cade, la chiesa mette lui sotto piede e fa così. Anche la chiesa è cattiva, ma dobbiamo imparare con Dio. Dio sempre ha avuto misericordia. Quando vediamo un fratello che sta per cadere,
prendiamo lui per un braccio e alziamo lui. Vieni, Dio con te, andiamo insieme. Il cielo sarà nostro. Andiamo insieme. Non giudichiamo. Smettiamo di giudicare uno fra gli altri, perché Dio non vuole questo. Dio vuole una chiesa salda, una chiesa unita, una chiesa prospera, una chiesa piena dello Spirito Santo di Dio. E se te non hai amore per il tuo fratello, lamento dire, te non herderai il cielo. Perché Gesù dice, ama prima Dio e dopo tuo fratello. Amém? Alziamo in piedi così terminiamo il culto. Amém? Spero che la parola di Dio ha toccato a voi. Se non ha toccato a voi, almeno è toccato a me. Amém? Io volevo invitare i fratelli Rick per venire a fare questa preghiera. Vieni, finale. Vieni, Rick. Così lui fa la preghiera finale e così andiamo tutti a casa. Amém? Pace la Chiesa del Signore. Preghiamo. Signore Dio, ti ringraziamo perché te sei buono, Signore. Ti ha portato qua oggi per mangiare questo cibo, questa parola, perché hai detto nella tua parola che l'uomo non si nutrirà solo del pane, ma di tutta parola che esce anche dalla bocca del Signore. Grazie, Signore, perché ci ha nutrito, ci ha dato il cibo necessario per essere saldo in questo mondo che sta vacillando, Signore. Ci ha dato ci ha dato lo Spirito Santo che sempre ci guida per, alleluia, avanzare, andare davanti, Signore, sempre con la fede, anche se noi arriviamo dove c'è il mare rosso e che dove non c'è un cammino per passare. Dobbiamo ricordarci che tu sei capace di aprire il mare rosso perché noi possiamo passare. Signore, grazie per questa parola che ci fa ricordare che nonostante il deserto che noi stiamo attraversando, tu sei capace di nutrirci nel deserto. Tu sei capace di far piovere la mano affinché noi possiamo mangiare, perché tu sei un padre responsabile. Hai detto nella tua parola che sei i nostri padri cattivi come sono loro, sanno dare delle buone cose ai loro figli. A quanto te, Padre, tu sei capace di darci le buone cose, Signore. Oh, Signore, a volte le difficoltà della vita come un vento vogliono sopraffarti, ma tu sei colui che mediante lo Spirito tuo ci dice di rimanere saldo, Signore. Grazie per questa parola, grazie per il nostro diacono che ha usato, e lì sente la presenza di Dio quando si tiene qua per predicare, per portare la parola, perché tutti noi diventiamo uno, come la Chiesa deve essere, a essere saldo davanti ai venti che vogliono sopraffarti, per essere forte nonostante le cose che noi vediamo, perché la fede è dare un passo avanti, anche se tutto intorno a noi ci indica che non c'è una strada. Il Signore aprirà una strada dove non c'è una strada. Che questa parola rimane dentro i nostri cuori, che questa parola sia iscritta nel nostro cuore affinché noi la viviamo, che noi diventiamo un popolo che non ti onora solo con le labbra, ma che ti onora anche con il cuore, Signore. Che lo Spirito tuo ti battezza affinché noi possiamo continuare davanti, affinché questo giorno, oh Signore, tu dirai: entra nella gioia del tuo maestro fedele servo. Noi stiamo aspettando questo giorno, Signore. Grazie Signore per questo. Voglio
chiedere anche a te, Signore, che la settimana che sta per cominciare, che tu stia con noi, per i lavoratori, che tu mostri la tua presenza a coloro che lavorano e che tu dai a tutti i lavoratori la forza, la speranza di predicare il Vangelo anche al lavoro, che tu dai ai studenti la forza di predicare il Vangelo alla scuola, all'università, a coloro che lavorano, a coloro che fanno, a tutti, perché noi possiamo essere un esempio per questa generazione, Signore. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Un attimino solo che volevo dire a voi. Potete sedere alla programmazione della settimana. Amen. 18, estudo bíblico alle ore 19:30, preghiera del mattino alle ore 9 di mattino, 20, preghiera delle donne alle ore 17:30, sabato felice alle 14, Firenze e Scandicci. Amen. 27, il tavolo che edifica alle ore 17:30, Firenze Centro. 28, incontro di coppia, e volevo la confermazione delle coppie che viene il giorno 28, perché così possiamo organizzare per bene una cena, no? Che si farà di notte, una cena, amen? Volevo che le coppie che vuoi partecipare, dalle la conferma, che così organizziamo per fare una cosa sempre più bellina per noi e anche per Dio, amen? Amen? La conferma date la sorella Neuma, di quelli che sono presenti, se volete andare in questi giorni 28, amen? Che Dio porta tutti noi a casa, amen. Grazie fratello, vediamo intorno alla settimana, amen?